Rieccoci con il Sindaco Risponde, ospite nei nostri studi il Sindaco di Padova Sergio Giordani. Prima dell'interruzione abbiamo parlato del futuro degli spazi musicali della città per quanto riguarda l'Auditorium Pollini, ma anche l'MPX e poi il progetto suggestivo dell'Arena della Musica. Insomma, sicuramente questo tema torneremo ad affrontarlo, Sindaco, perché ci saranno inevitabilmente degli aggiornamenti nei prossimi mesi. Adesso invece facciamo un passo indietro e parliamo di ciò che è successo nel fine settimana, perché sono successe tutta una serie di iniziative che hanno un po' rivitalizzato la città, hanno richiamato in centro come nei quartieri diverse persone. Cominciamo dall'Arcella e cominciamo dall'area Valli, che finalmente l'avete aperta, inaugurata e intitolata a Franca Ongaro Basaglia. Lei c'era sabato, com'è andata? Certo, sì, ci tenevo moltissimo a esserci, perché quando sono stato eletto come sindaco ho trovato una causa vecchia da 8 milioni e mezzo della società che doveva costruire il grattacielo, che poi non è stato costruito per un referendum, mi ricordo che leggevo i giornali a quel periodo, per cui l'azienda viene intestato a causa del comune. Con 1 anno e mezzo di tempo, più o meno 2 anni, con l'aiuto anche, ricordo, dell'avvocato, perché è anche responsabile dell'avvocatura Bonavina, abbiamo risolto il problema, abbiamo acquistato da 8 milioni e mezzo, se non sbaglio 650 mila euro, anche grazie alla loro disponibilità, perché sono venuti ad andare avanti con la causa. Definiamo questo. È stata definita, sono 10.000 metri quadrati, che è un'area importante davanti alla chiesa, ed è stata realizzata, molto bella anche, devo dire, quando è cresciuta completamente, diventerà una zona di fronte alla chiesa molto bella. Alla gente è piaciuto moltissimo, c'erano 600-700 persone, c'erano tutte le associazioni di volontariato, c'erano gli assessori. Questo non è un lavoro che ho fatto io, è fatto da sottoscritto, tra l'altro, una soluzione, da Michalizzi, da Bressa per quanto riguarda il verde, da Bensolini per quanto riguarda tutto quello che... veramente si vede che diventerà un po' il polmone verde del quartiere, sì, anche questo. Anche perché guardando a sinistra c'è ancora un altro pezzo di verde, per cui è importante. Per cui è una bella cosa, devo dire, bella. Sotto l'aspetto anche la parrocchia davanti ha fatto torri di parcheggi, diventerà un'area molto importante. Anche perché poi l'area dell'Arcella, ne abbiamo parlato anche nel corso delle scorse puntate, cambierà molto, perché con l'ex CONI, l'ex Configliacchi, Piazza Azzurri d'Italia. Piazza Azzurri d'Italia viene rifatto completamente, l'ex CONI viene abbattuto e rifatto. Il Configliacchi, la parte storica, quella di Antisano Aspetti, viene restaurata, perché anche quello è sotto sovrintendenza, per cui il vincolo totale. Dietro, che non è vincolata, sarà acquistata a breve dalla provincia per fare una scuola, per cui subirà una trasformazione. La cella è già bella, che sia chiaro. Abbiamo fatto un'illuminazione a LED 2 anni fa, per cui diventa una città nella città. Sono 40.000 abitanti, hanno tutto, hanno il tram, qualsiasi altra cosa, il verde, hanno tutto, per cui infatti non si trova niente da comprare, è salito i prezzi, dico per fortuna e purtroppo, però non ci sono più disponibilità, basta andare alle agenzie vorrei acquistare un appartamento, provate ad andare, non c'è niente. Anche questo era un quartiere una decina di anni fa molto delicato della città, che si era costruito una fama che forse anche non aveva. Non è. Però purtroppo spesso succede così. A livello politica l'abbiamo massacrato, non è vero che era un quartiere disastroso, assolutamente. Ricordo un'altra cosa importante, nel giro di 6-7 anni arriva l'alta velocità, per cui la stazione sarà rifatta completamente e sarà bifacciale. L'alta velocità vuol dire, sarà a nord, vuol dire binario 8-9, vuol dire che la stazione importante sarà verso la Cella, viene rifatto completamente, con la famosa, anzi devo dire una cosa, che parlando con le ferrovie, i tecnici delle ferrovie stanno parlando con i tecnici nostri, entro fine dell'anno deve essere definito il progetto, che dopo sarà chiesto l'opinione anche a chi abita, i residenti, i padovani, ma mi hanno detto, hanno anticipato che prenderanno Stefano Boeri, un architetto nostro che ha fatto a suo tempo il PP1, per completare la visione della stazione, il che sono decisamente anche perché contento. Ha immaginato diverse porzioni di città, Boeri, nel corso degli anni. Questa è un'area importantissima. Ricordatevi che c'è il PP1, che sarà finalmente, dalla provincia è stato venduto la parte interessata, per cui oggi diciamo, il discorso continua tra comune e proprietà, non sono più tre, per cui uno è stato risolto, nel senso hanno pagato la pera, questo è stato risolto. Adesso là sarà fatto uno studentato e abitazione,
per cui sarei qualificata in termini totale quella zona. È una zona importantissima, siamo in centro a Padova, all'ingresso proprio della città. Ogni volta che passo devo girarmi dall'altra parte. È una porta d'ingresso della città. E quando mi giro dall'altra parte mi trovo boschetti, per cui neanche quello mi va bene. Però insomma dai, su Boschetti già qualcosa si sta facendo. Questo è stato definito, certo. Preso a brevissimo cominciarono i lavori e anche questa è una cosa fatta, che è una zona importante. Per cui la cella diventa qualcosa di importante, è già importante per quello che mi riguarda, a tutti i servizi, l'alta velocità, la stazione, il Configliacchi, il CONI, il verde. Io sono molto soddisfatto, ma anche chi abita alla cella è soddisfatto. Se voi passate, sono contento di abitare qua. Senta Sindaco, come dicevamo all'inizio, c'è stato fatto sul sito del Comune un piccolo referendum tra i cittadini per scegliere a chi intitolare l'area Valli, l'area ex Valli, che di sicuro insomma, è una cosa positiva. Però le chiedo, questo non vale solo per Padova, vale un po' per tutte le città. Sarebbe carino sentire l'opinione dei cittadini, indire dei referendum anche su altre tematiche, insomma su questioni più importanti, insomma dal commercio alla viabilità, ai trasporti, qualsiasi cosa, insomma. Poche città fanno referendum veramente su questioni importanti per il futuro della città. L'opposizione prende in giro, durante la prima elezione, farò dei referendum per sentire le cose. Si possono fare, al di là che sono costosi, bisogna stare attenti come si fanno, però quello che sto molto attento è non creare bisogni e desideri, perché quando uno dice partecipo a questo e dice io voglio questo nome, se dopo non mi scelto questo nome diventa un desiderio non realizzato, per cui sto un po' attento a questo. Certo, però è comunque pur sempre la democrazia, nel senso votano i cittadini. Però vi ricordo che noi facciamo indagini in continuazione per capire cosa facciamo, non solo per il politico, sui rifiuti. Va bene quello che stiamo facendo, chiaro che Arcieri dei rifiuti, 70, 67%, 70% sono contento. C'è sempre un 30% che non è contento, non so, perché è impossibile fare. Non saranno mai contenti tutti, giustamente. Però, cerchiamo di capire, ma si capisce anche stando in mezzo alla gente, andando al mercato, andando alle sagre. A me piace andare alle sagre, ci vado molto spesso, ma anche i mercati piace andare, al di là, adesso ci vado. Dice, cosa si deve fare? Tanto sei a fine mandato, cioè però è bello sentire la gente, sei insieme alla gente, farsi i selfie, parlare, ti dicono c'è la pianta questa, c'è quella buco da sistemare. Uno deve vivere non in ufficio, deve vivere con loro, con la gente, è molto bello. Su ufficio alla città, com'è andata la prima domenica ecologica, Sindaco? Bene, benissimo, perché la gente l'ha apprezzato moltissimo, era Padova piena di gente, Padova veramente piena. Devo dire anche grazie a Antonio Bressa, ha fatto una bellissima operazione, io ho cominciato sotto il salone, è venuto chef Borghese per il Salone dei Sapori. Ho visto veramente, ha amato in particolare le donne, se sapevo che anch'io avrei fatto il cuoco anziché fare oggi gli chef, Sindaco, vanno in televisione, sono iper conosciuti, quindi questa cosa non lo conosco bene, però devo dire che diciamo eccolo qua, tra l'altro è molto simpatico sotto gli aspetti, alla gente piace tantissimo. Ecco, continuerà tra l'altro fino al 15 ottobre il Salone dei Sapori, quindi veramente è sicuramente una buona occasione per riscoprire anche quello che è un pezzo di storia della città, perché le botteghe sotto il Salone sono veramente caratteristiche di Padova. Un gioiello, abbiamo un gioiello. Io quando vado sotto il Salone o vado al Palazzo della Zona, io dico, come facciamo ad avere una cosa del genere? È una cosa incredibile, mi piace da matti. E questo, devo dire, basta, bravo Antonio Bressa. Sindaco, ovviamente io ho dei assessori bravissimi. Lo so, ma lei ci tiene sempre a lodare la sua squadra. Da solo non si fa niente, io ho la fortuna di avere un staff importante e degli assessori importanti che lavorano con passione, non è facile per loro. Dopo intanto c'è qualche problemino tra di noi, però non dirò mai, per cui sono tutti bravissimi e mi stanno aiutando. In chiusura le chiedo solo un'ultima cosa. Domenica ecologica, dicevamo, è andata bene, tanti eventi, certo non basta solo questo per risolvere il problema dello smog, dell'inquinamento della città, e quindi dovrete fare veramente molta campagna informativa sul trasporto pubblico, Sindaco, perché siamo una delle città più inquinate d'Europa. Ogni anno, al di là ogni tanto leggo qualche articolo che stiamo peggiorando, non è vero, non stiamo migliorando poco, ma miglioriamo ogni anno. Merito anche delle chiusure domenicali, pochissimo,
merito dei trasporti pubblici, merito abbiamo tantissimi studenti e cittadini che vanno via in bicicletta oppure monopattini e via dicendo, la famosa mobilità dolce, sa il merito del tram che porterà via 20 milioni di persone dal traffico quotidiano. Bisogna fare questi sforzi, non sono facili, perché poi la gente alla fine dice, scusi, intanto mi fermi. Voi avete messo che non posso più andare via con la mia Panda ha 15.000 km, io devo fare dialisi in ospedale, mi dica come faccio ad andare, mi accompagna lei? Non è facile rispondere a queste domande. Hanno ragione, sì. Però in questo caso hanno tutti ragione. Noi siamo, vi ricordo, c'è un accordo a livello delle regioni più importanti, non è che facciamo noi queste cose, per cui vuol dire Lombardia, Veneto e compagnia, tutte le regioni della Val Padana con l'Europa, con il governo, perciò altrimenti l'Europa va a sanzionare l'Italia, per cui siamo obbligati a fare queste cose e sto cercando anche come presidente di provincia, si è fatto anche in provincia al limite possibile, per cui è una cosa che è difficile da gestire, perché dico, ma io ho una Panda, non posso spendere i soldi, però bisogna pensare alla salute delle persone e sopportare anche chi, sopportare o aiutare, che è meglio ancora, chi non ha disponibilità e cerca di fare. Adesso ho visto che ha ragione, mettere una scatola nera, se anche lì andrà installata, non sarà facile, però magari può essere un venire incontro un po' a chi ha, perché chi ha una macchina che è semi nuova sotto l'aspetto chilometri, però ha tanti anni, è difficile spiegare. Assolutamente. Comunque torneremo ovviamente ad affrontare anche questo tema, Sindaco, perché per tutto il periodo autunnale e invernale tornerà a riproporsi. Grazie di essere stato con noi, grazie anche ai nostri telespettatori, abbiamo affrontato, avete visto, diversi temi nel corso di questa puntata, dal futuro dell'area di via Anelli dove sorgerà la nuova questura, ma anche il futuro per le associazioni musicali padovane che potranno godere di 2 spazi, di 2 sale concerti. E poi insomma abbiamo toccato veramente altri temi importanti per il futuro della città, lo faremo anche nel corso dei prossimi appuntamenti, tutti i martedì sera alle 19 qui su TV7 Triveneta con il Sindaco risponde. Dopo di noi invece torna TV7 TG, quindi lo spazio riservato all'informazione, e allora voi rimanete ovviamente in compagnia dei nostri programmi. Una buona serata. Buona serata.